Bentornati al Minuto Politico, sempre in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contini, e della nostra splendida valletta, la Elsa Faggini. Ciao a tutti! Elsa ha raccolto delle domande che arrivano da casa, ce n'è qualcuna in particolare per l'assessore Ciano Contini? Sì, ci scrive Tranquillo da Chiasso. Bene. Da Chiasso, pensavo che fosse P da Chieti e tranquillo. Non sì, so da come Chiasso. fa a essere tranquillo da Chiasso. Vabbè, ma scrivi Ma da agita Chiasso, il signor Chiasso. tranquillo, prego. Cosa farete per la sanità nel nostro territorio? Ma che bella domanda, bella bello, domanda, prego. Allora ringrazio Pacifico per la domanda. Tranquillo, tranquillo. Noi per la salute pubblica dei nostri cittadini abbiamo recentemente fatto un'iniziativa che ritengo lodevole. Ho aperto una clinica privata con mio cognato medico. Bravo assessore. Senz'altro. Lodevole, lodevole. Cosa Grazie. lodevole, scusi, ma lei per risolvere un problema pubblico apre una clinica privata dove magari la sì. gente paga A anche. Camassa se no come famo stare in piedi? Sì, Paga Sì, ma non mi 60 pare paga. corretto, credo. Beh, ma c'è il pubblico, comunque pubblico. Il pubblico viene dal privato. Sì. L'azienda l'abbiamo chiamata Ciano Curato, la nostra Sì, clinica. Guarda che viene un po', perché la gente con i vieni dice, ah che bello, Ciano Curato, senti che ben che stiamo. certo. Ad ogni modo ho pensato di portare il volantino che abbiamo ispirato sulle casselle della posta di tutti i cittadini, Cioè che avete messo nelle cassette della posta. senz'altro, Per per fare cosa? invitare tutti a venirsi a ricoverare da noi. Bravo a assessore, pagamento. bravo, Cosa bravo. bravo? Speriamo, dai. Ma che speriamo, dai? No, assolutamente no. Speriamo che non vengano, nel senso che. Prego. Speriamo di sì, se no Vabbè. tutti i debiti, Sentiamo il ciao, li volantino chiediamo per chi- piacere, assessore. Oh, caro cittadino. Cosa? Oh, caro cittadino. vedi? vede, questa non va letta, la H è muta, non si legge. Ah, non sapevo poreta, mi dispiace, ostrega. Non sapevo neanche io queste Non cose. sapevo Di mica. che cosa? È muta, quando è successo? Ciao, sì. No, ma è da sempre che è muta l'H. non si legge. No, non sapevo neanche io, se no le facevo moto, magari facevo. Mi capivo che dovevo stare attento a. No, che figuraccia. Scusa, chiedo scusa. Ma allora. se uno non sa, non è neanche da ma- condannare. Rifacciamo. Condannare lecito, rispondere cortesia. Oh, caro cittadino, spero che tu stai bene, ma se non è così, ho piacere. No, senza la H. Non so buon da accettare sta roba, porta pazienza. Ma che peccato queste persone. Dicevo, se così non è, ho piacere di vederti alla mia clinica. Numerosi servizi come Dita Hospital. Che come dita hospital? Dita Hospital. Dei hospital. Sì, ma seria dei hospital, ma se meglio scrivere in italiano i volantini, se Dita Hospital. Dei, hai detto? Dai, No, mai dei. Mai dei. My day. In quello inglese. è anche in inglese. Inglese. Ma andiamo avanti. Cure per la demenza sedile. Senile. Senz'altro. Motorino la ingoiata. Chi? Non so. Di cosa? No, Un paro di otite. sarà parodontite. Ma sarà uno per orecchio, Una forse parecchia, se non un paro parlo. di Cosa otite. c'entra il paro? Non so. hai due Chirurgia vai a scuotere. Che cos'è la E se sempre in italiano, no? Seria vascolare. Ma ti dici vascolare a tovaglia, ma seria vai a scuotere, orecchie. no? È sempre il dialetto, no? Esatto, chirurgia vai a scuotere. E tutti i servizi di cui che necessiti. E solo al mese di novembre una coloscopia in omaggio. Che culo! Per Esatto, piacere, esatto. Elsa, per piacere. Perché ricorda che la salute è il bene più prezioso che hai. Arca miseria, non riesci. Che hai. Affidati a noi con fiducia. I nostri medici sono quasi tutti laureati. Ma come? Dovrebbero essere tutti laureati. Pensi un Ma po', quasi pensi un che po'. pensi un po', appunto. Vieni a cattarci anche se stai bene. Magari con una visita scopri che tanto bene non stai. Ma no, assessore. Non saresti il primo e non sarai l'ultimo. È già tutto in passato. Come? È già tutto in passato. No, l'aveva scritto, è già accaduto in passato. Ti ho detto che l'H si muta, adesso parla. Andiamo. Appuntamento alla prossima puntata del Minuto Politico. Cos'altro? Fa miracoli la sua clinica, ha guarito anche l'H. Capito che roba? Mamma mia.